Ciao ragazzi, oggi vi racconto una storia che parte da lassù, dal Monte Baldo, ed è arrivata fino qui, all'acqua del lago di Malcesine e viceversa. Quella che vi racconto oggi è la storia di una famiglia che ha praticamente unito gli estremi altimetrici della terra in cui vivono, ovvero Malcesine. Era infatti il 1964 quando la famiglia di Marco Menotti, decise di rilevare sul Monte Baldo il ristorante nel quale già lavorava il papà di Marco, la Baita dei Forti. E da quel momento quel ristorante entrò sempre di più nella vita di Marco e infatti tuttora la gestisce insieme alla sua famiglia e a suo fratello. Nel 1987, quindi 23 anni dopo, arrivò anche l'Hotel Sanremo, che si trova appena fuori Malcesine, quindi si cominciò a unire l'attività ristorativa con quella anche dell'accoglienza. E questa acquisizione però arrivò in un momento in un'epoca in cui il turismo a Malcesine era cosa sicuramente ben diversa rispetto a come lo vediamo oggi. Noi siamo nati in montagna, perché dal 63 che viviamo là come famiglia, e io quest'anno sono 60 anni proprio che sono lì, avevo 6 anni quando sono salito, che i miei genitori hanno cominciato a lavorare in baita. E di conseguenza successivamente abbiamo preso questo piccolo albergo qui sul lago e abbiamo dovuto dividerci. E quello più perspicace è il sottoscritto, che doveva di giorno essere in montagna, chiaramente essendo anche un po' più giovane, e la sera ero qua, insomma, in albergo a dare aiuto a mia moglie, che lei è fissa qui. In montagna invece c'è il fratello Fabrizio, e la figlia, la Carlotta, che lavora con noi sulle nostre due aziende, diciamo. Nell'87 non c'era niente, c'era la spiaggia, non era grande come adesso e non curata come adesso, non c'era la ciclabile, non c'era neanche l'illuminazione sulla strada. E non c'era nessun tipo di lampione e il mio marito si era inventato di mettere un grande faro qua sopra tra le camere. Nelle giornate brutte, quando c'era il temporale e soprattutto di notte, i nostri clienti surfisti potevano uscire lo stesso, perché dicevano che avevano questo faro di riferimento, il Sanremo era il loro riferimento per tornare a riva. L'avete visto cambiare parecchio il turismo allora? Sì, certo, molto, tantissimo. C'è sempre un turismo molto sportivo qua al nord del lago, velisti, adesso kite, non più surf, anche gente, adesso tante biciclette, tanti biker, gente che va a camminare, che allora non c'erano. E il parapendio abbiamo visto nascere qua. Insomma, l'attività si ampliò e questo sembra un copione, per la verità, abbastanza classico sul Garda, dove sono state sicuramente numerose le famiglie che hanno via via trasformato l'originaria attività familiare, ad esempio prevalentemente agricola come era un tempo, in attività di accoglienza, di ristorazione o di camere, che è esattamente quello che hanno fatto anche i Menotti. Però alla fine in ognuna ha inserito il proprio estro, il proprio spirito, la propria filosofia, perché è proprio questo che fa la differenza. E per i Menotti un ulteriore elemento di forte differenziazione è stato sempre rappresentato dai sapori di montagna e di acqua. I sapori, allora noi spaziamo appunto, avendo un ambiente qui sul lago e un ambiente in montagna, dal lago alla montagna, dai piatti tipici, diciamo, dalla polenta al cervo, queste cose, i funghi misti, ecco, al pesce ovviamente che dobbiamo trattare qui sul lago, e abbelliamo, diciamo, con dei piatti, anche di primi piatti fatti in casa, con dei tortelli, queste cose qua, con dei prodotti a chilometro zero. Abbiamo anche qui sul lago, abbiamo anche la pizza, noi facciamo la pizza rigorosamente con forno a legna, trattata con forno a legna, e siamo abbastanza rinomati su questo tipo
su questo settore, ecco. E anche con orgoglio, appunto, lo volevo ribadire, anche quest'anno siamo stati menzionati, diciamo, come miglior pizza del paese. Noi siamo un ambiente molto semplice, non c'è niente di scicchettoso, io voglio che si sentano in famiglia e questa è la cosa che, infatti da me vengono anche persone che potrebbero permettersi alberghi molto più facoltosi, però lo fanno proprio per staccare da quell'ambiente forse dove vivono tutti i giorni. Cos'è che li fa innamorare? Ma sicuramente il posto, perché lo stesso ambiente in un altro posto non sarebbe così, il lago ha la sua magia. Secondo me è proprio questo ambiente familiare che a loro piace, questo fatto di trovare i dolci fatti in casa la mattina, i biscotti fatti in casa, il pane lo facciamo noi. Questo posto un po' che è rimasto in quel senso lì, si è evoluto ma è rimasto un po' quello di una volta, quello della nostra famiglia, insomma. Dall'una e dall'altra parte quindi i sapori sono sempre stati un elemento base per un appeal costante, costruito però anno dopo anno. Perché sembra facile, sembra addirittura un luogo comune pensare che basta aprire un'attività sul lago di Garda e il successo e il guadagno arrivano inevitabilmente e copiosi. Ma in realtà quello che non sempre viene spontaneo capire è come si è arrivati a quel successo, quanta strada è stata fatta per arrivare quantomeno non soltanto a successo, ma almeno ad un punto di equilibrio in grado di garantire il proseguimento delle attività. Perché il dietro le quinte non sempre è rosa e fiori. Ci vuole tanto sacrificio, tanto impegno, tanta dedizione. Io ho passato un sacco di anni dove dormivo veramente poche ore, adesso sono un po' più rilassata, però all'inizio non è stato così facile, avevo anche 2 bambine piccole e insomma non è stato facile. Non c'erano le lavanderie, ci lavavamo tutto noi, ci stiravamo tutto noi, io alle 2 di notte ero ancora davanti al mangano a stirare, avevamo un sacco di cose da fare, un sacco di impegni. Poi mio marito, insomma, che si spezzava anche tra 2 cose, io ero fissa qua, lui era un po' qua, un po' al ristorante in montagna, per cui non è stato facile. Dopo è una bella soddisfazione, perché poi quando vedi i clienti che ti tornano dopo tanti anni è una bella soddisfazione. È la più grande soddisfazione quella? Ma sì, io sono l'avevo già detto penso qualche altra volta, sono una vecchia albergatrice che ama vedere i miei clienti contenti. Sono anche una che dà molto, però mi piace che quando se ne vanno dicano guarda, è stato veramente bene, mi sono sentito in famiglia, questa è la frase più bella che io posso sentire da un mio cliente. Una storia di famiglia, una storia scritta e vissuta attorno alle bellezze che Marco e Denise hanno scelto di voler gestire. E anche la loro capacità di sposare ambiente e famiglia è stata una scelta determinante. I genitori ci hanno proprio indirizzato, io anche mio fratello, in questo settore, diciamo, con molta assiduità e ci hanno fatto venire della passione, ecco, che poi dopo noi abbiamo proseguito in queste linee guida. Il tuo moglie che importanza ha? È importante perché lei è subentrata, diciamo, in questa azienda, soprattutto qui a Malcesine, e gestisce tuttora tutta la situazione, perché io, come ripeto, faccio un po' da jolly e ci sono o non ci sono, per cui il timone, diciamo, principale ce l'ha lei in mano qui dell'albergo. Il nostro lavoro, se non c'è se manca la passione, non diventa una cosa più generale, più generalizzata, più fiscale, ma non ha un senso, perché noi dobbiamo trasmettere al cliente la sensibilità nostra con dei piatti, appunto, servendoli adeguatamente. Certo che ne basta la pena, perché insomma il mio lavoro è la mia vita, io sono 37 anni che sono qua, per cui insomma
un bel po' della mia vita se n'è andata qua dentro e sono contenta che sia così. Col senno di poi adesso dico che forse non sarei riuscita a fare nessun altro lavoro che questo. La gente cerca l'anima e quando entrano che sentono un sorriso, sentono un benvenuto, diciamo, è molto importante.